Il tema riguarda il nostro aeroporto di Venezia, ma riguarda tutti gli aeroporti, sia nazionali che europei. Quindi è un vecchio tema diffuso tra le stanze anche del nostro Parlamento italiano, ma sul quale nessuno è mai intervenuto. Sono precari e nonostante la loro professione sia strettamente correlata al settore, non sono riconosciuti come lavoratori del turismo. Gli stagionali degli aeroporti vivono in maniera drammatica la crisi del loro settore. Recentemente il decreto rilancio gli ha riconosciuto le mensilità INPS di marzo, aprile e maggio, ma per molti il lavoro potrebbe non tornare a breve. Il primo passo è quello di riuscire a mettere in atto l'iter amministrativo perché vengano riconosciuti nel settore turismo e naturalmente dopo questo lavorare perché vengano trasferiti da quella che è la loro classificazione in S, quindi stagionali, a D determinati, proprio perché poi venga dato loro un vero contratto. Non si può parlare ancora di contratti di tipo stagionale dove abbiamo persone che sono lì da 10 anni, sono precari. Fratelli d'Italia si sta muovendo in questo senso su più fronti, compresa la presentazione di un'interrogazione alla Commissione europea, primo firmatario il veneto Sergio Berlato. Parliamo di circa 1200 persone che a mio avviso risponde a 1200 famiglie, quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente importante e che probabilmente ripartiranno a lavorare dalla primavera del prossimo anno. Da qui al prossimo anno queste persone cosa gli facciamo fare? Come camperanno? Persone che lavorano all'interno dell'aeroporto per il trasporto delle valigie, nel bar, gli steward di terra, nell'handling, cioè stiamo parlando di tantissimi servizi che sono essenziali, fondamentali per il funzionamento dell'aeroporto.